Streetnews.it, siamo qui con il presidente della SD Volley San Paolo, signor Raffaele Parisi. Ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Beh, allora ci troviamo qui nella palestra comunale, leggo qui sul flyer di Liberi, perché? Perché da quest'anno introduciamo nella nostra società i corsi per i mini volley per i bambini, perché è un progetto di crescita finalizzato ai campionati provinciali e quindi adesso oggi tra poco avremo la presentazione di tutto il progetto e abbiamo intenzione di crescere, ecco, questo è il nostro obiettivo, di portare la pallavolo nei paesi piccoli come il nostro, di cercare di creare un qualche cosa di costruttivo e magari un domani di far uscire, magari di far sbocciare anche qualche nuovo talento del volley e dello sport. Esattamente. Bene, perché comunque lo sport è aggregazione e voglia di partecipare, è giusto. E soprattutto che i ragazzi possano avere la possibilità. Sì, questa è una cosa importantissima quello che hai detto, perché toglierli in mezzo alla strada, dare la possibilità di fare uno sport e di crescere tutti quanti insieme, penso che sia una cosa molto positiva. Quindi... Allora io ho qua il flyer, pallavolo ASD Volley San Paolo, qui a Liveri, un nuovo progetto per crescere insieme ai giovani. Mi raccomando. Ciao, streetnews.it.